Giro Sardegna. La quarta tappa del Giro Sardegna, il circuito, conferma i valori d'avvio, regala nuovi ingredienti, presenta prime strategie di squadra, veste nuovi leader. Tra le strade di Castiadas, meraviglioso il passaggio a fianco alle vecchie carceri, non sono in effetti mancate sorprese. Il finale più sorprendente è stato quello del medio giro maschile, dove la corsa si è decisa solo negli ultimi centimetri. Dopo una fuga di almeno 70 km con 90 secondi di vantaggio dal resto del gruppo, il quartetto di testa composto da Rigoni, Frederick, Oltolini e Orcame ha deciso di darsi battaglia soltanto nel finale. A imporsi per poco meno di un giro di ruota è stato Jacob Frederick, belga del team Anton Cycliste de Wallonie, vittorioso allo sprint davanti a Alessandro Oltolini, distanziato di appena 200 millesimi. A completare un podio tutto nuovo, Fabio Orcame, terzo a 1 secondo e 490 millesimi, tutti al termine di una volata spettacolare. Forse strategia di recupero, il cronometro ha presentato invece uno stranamente attardato leader della classifica generale, Alberto Baesso, sesto con un ritardo di 1 minuto e 2 secondi, ma comunque ancora leader della corsa. Andrea, ma se stamattina ti avessero detto che un quarto posto avrebbe portato la maglia gialla con così tanto distacco, ci avresti creduto? Beh no, sicuramente no. Oggi è stata un'altra tappa molto dura e molto divertente, devo dire la verità. E il nostro obiettivo era cercare di sfilare la maglia dal leader favorito, diciamo, e essendo che siamo 2 o 3 compagni che ci diamo una mano abbiamo cercato di andare in fuga anche oggi, perché anche ieri abbiamo fatto una fuga, ci siamo riusciti e peccato che non abbia vinto anche oggi il mio compagno, ma vabbè, ci va bene così e cercheremo di tenere la maglia nei prossimi 2 giorni, anche se sarà difficilissima, però almeno rendiamo la vita difficile a Franz, che è il favorito, insomma. Ecco, secondo te 2 minuti quindi possono anche non bastare? Diciamo che queste tappe erano più adatte alle mie caratteristiche. Domani già c'è una salita un po' più lunga che vedremo cosa succederà. Venerdì c'è la cronoscalata, quindi Franz è molto forte, quindi sarà dura, ma ci proveremo, dai, insomma. Ci sarà da stringere i denti? Ah, quello sicuramente, ma anche in questi giorni tra la prima tappa e la crono e queste due tappe vallonate ci siamo sempre dati da fare e la fatica non è mancata. Arrivo in volata nel medio giro femminile. Antigone Payne si riprende la scena. Vittoria sulla svizzera Silvia Forrer per soli 250 millesimi. Chiude il podio Martina Biolo della SD Rodman Team dopo il bel successo di ieri. Un'altra prima volta ha fatto oggi capolino anche nel Gran Giro maschile. A trionfare è stato l'olandese Matthijs Dijkstra del team Desvallo Deventer, abile a fermare il cronometro sulle 2 ore 56 minuti e 40 secondi. Questione di millesimi con Paolo De Carli alle sue spalle con orgoglio dopo la bella vittoria di ieri. Si rivede protagonista del giro con un bel terzo posto anche Bruno Sanetti. A soli 680 millesimi in quarta posizione Andrea Pisetta, che nell'unica tappa senza podio può comunque festeggiare la conquista della maglia gialla. Matthijs, prima vittoria per te, raccontaci qualcosa della tua gara di oggi. Sì, è stata una giornata dura, abbiamo lavorato bene insieme nella fuga e poi nel finale, è andato tutto per il verso giusto, quindi è stato fantastico. Prossimi obiettivi per questi ultimi 2 giorni? Spero di salire sul podio nella classifica generale, ma sarà dura, temo che le gambe siano ormai andate purtroppo. Nel Gran Giro femminile il podio riprende il fil rouge della tappa precedente, a tagliare il traguardo per primo è stata infatti Annalisa Prato dell'OMCC, chiudendo in 3 ore 12 minuti e 26 secondi. Alle sue spalle è giunta ancora una volta l'olandese Annelot Dijkman, con un ritardo di soli 320 millesimi. Più distaccata, ma ancora a podio, Felicitas Bielheimer, con oltre 10 minuti di ritardo dalla coppia di testa. Domani il Giro Sardegna prosegue con la quinta tappa, la costa di Villa Simius, una mediofondo di circa 60 km che si preannuncia dinamica e tutt'altro che scontata, nonché potenzialmente capace di rimescolare le carte ancora una volta. Sarà Mari Pintau a fare da cornice al traguardo, una cartolina che da sola racconta tutta la bellezza del giro. Spettacolo e incertezza non mancheranno per una tappa tutta da vivere fino all'ultimo metro. Giro Sardegna.